Scrivi sì al terraglio est. Un lenzuolo bianco esposto fuori dalla terrazza. Così questi anziani residenti di via Dosson vogliono protestare per la mancata costruzione del terraglio a est. C'è un inquinamento enorme. Questo lenzuolo diventerà, in 2 o 3 giorni diventerà nero. Torneremo a vedere. Certo, noi vi aspetteremo. Per colpa di 900 metri di strada da asfaltare, tutti i residenti della zona sono costretti a sopportare il passaggio di centinaia di camion al giorno. Troppo traffico, non si respira neanche. Passano dei camion da 20 metri di lunghezza, la strada è molto stretta, cioè si devono fermare i camion per passare pian pianino a passo d'uomo, sennò vanno sul fosso. Ma non è solo l'inquinamento a preoccupare. Le case a ridosso della via tremano al passaggio dei mezzi pesanti e i residenti, oltre ai rumori assordanti, lamentano anche danni nei muri delle abitazioni. Guarda che movimento qua. Là, guarda che il punto là va da là. Tutti quanti i copi del tetto della casa. Mi impegno a fare in modo che l'opera Terraglio Est. Dalle promesse ai fatti, dopo il patto stipulato in diretta con le telecamere di Antenna 3 da politici e amministratori, domani a Mestre, nella sede di Veneto Strade, si terrà l'incontro tra l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso e i sindaci di Dosson, Casier e Casale sul Sile, oltre alle associazioni di categoria. Non ne hanno bisogno solo gli imprenditori di questa strada, ne ha bisogno Casier, soprattutto tutti gli abitanti, perché c'è un traffico che non può essere diversamente governato. Qui bisogna fare squadra e fare squadra vuol dire anche risolvere questi problemi che magari non si riuscivano a risolvere, quindi lasciamo stare un po' il passato e pensiamo al futuro. Pur alleggerendo tutti i costi, evitando il sottopasso, si venga comunque messi in condizione di raggiungere l'autostrada, che quello vuol dire per noi risolvere il problema del traffico pesante che è alla base dei problemi quotidiani che abbiamo tutti i giorni.